L'Euro 5 nella città di Treviso, abbiamo studiato e quindi circolano circa 4.688 auto, Euro 5 in città di Treviso. Per quanto riguarda invece la provincia, le auto aumentano a 67.211. Poco meno di 72.000 auto Euro 5 immatricolate tra il 2009 e il 2015 nella Marca trevigiana dal 20 ottobre sono a rischio circolazione. Questo per effetto del decreto legge 121 del 2023 che impone alle regioni del bacino padano di adottare misure stringenti contro l'inquinamento atmosferico. Il provvedimento sarà attuato da ottobre ad aprile in presenza dell'allerta smog arancio e rosso. Misure che secondo ACI vanno a colpire veicoli gli Euro 5 per l'appunto con un buon livello di attenzione all'ambiente. Che il parco auto del Trevigiano è uno dei parchi auto migliori, cioè nel senso, l'Euro 5 sinceramente è un livello di attenzione all'ambiente non poco rilevante. Se da ottobre queste situazioni dovessero essere, come dire, confermate e quindi l'Euro 5 non potrà più circolare, è un problema serio. Cioè 70.000 persone probabilmente avranno qualche difficoltà alla circolazione. Chiediamoci se è un provvedimento, come dire, che è importante oppure magari si può dare qualche deroga e poi fra qualche tempo ne possiamo riparlare. Un interrogativo e una proposta messe sul tavolo dal direttore Centola che auspica una deroga per permettere ai cittadini di far fronte alla spesa per la sostituzione della propria auto con maggior tempo a disposizione. Io spero, come ACI, e quindi mi metto nei panni degli automobilisti, possessori di auto Euro 5, che si possa, diciamo, avere una proposta, una politica un po' più comprensiva proprio per il ricambio auto e quindi andare con una deroga che probabilmente si potrà realizzare nel prossimo anno, quindi nel 2026. La Regione Veneto ha annunciato un nuovo bando di finanziamento per la sostituzione dei mezzi più inquinanti. Naturalmente ci si aspetta anche qualche forma di incentivazione da parte a questo punto della regione per poter agevolare il cambio auto nei confronti dei possessori dell'Euro 5.